Fleximan è arrivato anche in Friuli. Nella notte tra il 14 e il 15 dicembre l'autovelox sulla strada provinciale 95, meglio conosciuta come Ferrata, è stato segato e abbattuto. Si è capovolto ed è finito all'interno della proprietà dell'allevamento di Trote. È stato il titolare ad accorgersi che mancava il velox ed ha avvisato la polizia locale di Codroipo. Siamo in località Sterpo di Bertiolo. Il palo che vedete qui è semplicemente tutto il dispositivo autovelox che è venuto giù e si è praticamente capovolto. La parte relativa alle videocamere che catturano, eccole qui, vedete le cellule che catturano il passaggio delle autovetture, è tutto divelto, naturalmente si è tutto sfasciato cadendo giù. Questo è praticamente il palo che si è ribaltato dopo essere stato segato. Il dispositivo abbattuto è parte di un sistema di rilevazione della velocità media, tipo tutor autostradale, tanto per intenderci, come spiega il sindaco di Bertiolo. Quello entrato infatti è uno dei pochi rilevatori nel Friuli Venezia Giulia per strade che non siano autostrade ma strade extra urbane dove il rilievo viene fatto media. Praticamente c'è un rilevatore in entrata che è quello che è stato abbattuto tra il confine sul territorio di Bertiolo col confine del comune di Varmo, mentre l'altro è in prossimità della rotonda della frazione di Virgo. Dal 2021 in quel tratto sono state riscontrate nel primo anno 15.000 casi di limiti di velocità superati, poi il numero via via è diminuito, ma rimaniamo sempre sui 12.000 verbali in media elevati ogni anno. Il più eclatante per un automobilista che sfrecciava a 150 orari dove il limite è di 90. È qualcosa che lascia l'amaro in bocca veramente, perché sono danni al patrimonio pubblico e questo, diciamo, è un reato ed essere, diciamo, colpiti, insomma, come dicevo, lascia l'amaro in bocca.